Allora, Adriano Solai per Vota Sardegna. Sì, Vota Sardegna è una lista nuova che si presenta a queste elezioni sarde. La sua componente è quella dell'indipendentismo storico rappresentato da IRS e da Progress, di cui io sono segretario nazionale, e da questa formazione giovanile Sardegna Chiama Sardegna, che nell'ultimo anno ha svolto nei territori della Sardegna uno straordinario lavoro di programma, nel senso che il programma che noi abbiamo è un programma che non è confezionato ad arte per le elezioni, ma è un programma che è stato costruito nel tempo, attraverso le battaglie, ripeto, dell'indipendentismo storico e attraverso questa nuova formazione. Se mi si dice qual è la Sardegna che io vorrei, certamente da indipendentista non posso che dire che auspico una Repubblica de Sardegna. Ovviamente per arrivare a questo risultato abbiamo necessità di svolgere in un periodo intermedio, benché siamo in forte ritardo storico a causa della inadempienza della classe dirigente sarda e della sua retrograda impostazione. Abbiamo bisogno di maggiori spazi di autonomia, dunque abbiamo necessità di ricontrattare le competenze che spettano alla Sardegna e bloccare l'attacco alla quale la Sardegna in questo momento è sottoposta, un attacco di tipo colonizzatore.